3 dipendenti dell'ANAS indagati per omicidio colposo sono stati rinviati a giudizio. Lo ha disposto il GUP del Tribunale di Agrigento Luisa Turco. Si tratta dell'inchiesta aperta dopo la morte del 17enne Giuseppe Barbato, avvenuta il 1 ottobre 2017. Quella notte il giovane empedoclino a bordo del suo scooter stava percorrendo la via passeggiata archeologica d'Agrigento quando ha perso il controllo del motociclo e si è schiantato perdendo la vita. La prima udienza davanti al giudice monocratico Antonio Genna è in programma il prossimo 16 luglio. A processo compariranno l'ingegnere capo dell'ANAS Maria Rita Giglione, il geometra responsabile di quel tratto di strada Emanuele Montana Lampo e l'operaio ANAS Alfonso Giglia. Secondo l'accusa formulata dalla procura non avrebbero segnalato adeguatamente la presenza di un cantiere creato per rimuovere le radici degli alberi presenti in quel tratto di strada. Non sarebbe stato dunque segnalato, stando sempre agli inquirenti, il pericolo dovuto al fatto che la strada era disconnessa e per questo pericolosa. I 3 imputati sono difesi dall'avvocato Nicola Grillo. La famiglia della giovane vittima si è costituita parte civile. La mamma Anna Sabina è rappresentata dall'avvocato Francesco Vinci, il papà Giuseppe Barbato dall'avvocato Antonino Augello.